Intervista esclusiva all'imprenditore al centro della bufera dopo la puntata dell'inchiesta di Fanpage su Camorra e profughi. Stefano Fuso contrattacca, pago per il mio successo. Fiumi di chetamina per i rave party tra il Padovano e altre città del Veneto, tra le quali Venezia. I carabinieri hanno smantellato la banda che gestiva lo spaccio della pericolosa droga sintetica. Lo schiaffo di Enea a Marghera, abbiamo perso per impreparazione e sciatteria, tuona il presidente della municipalità di Marghera Gianfranco Bettin, il presidente di Confindustria, avanti con i nostri progetti. Chiama l'esorcista per liberare dal male una bambina e viene licenziata, cade in una casa famiglia nel veneziano. A Noale un parcheggiatore abusivo prende a sberle un esponente del Carroccio, è intollerabile, dice da Roma il segretario provinciale della Lega, neodeputato Sergio Vallotto. 10 progetti per rigenerare i quartieri degranati unendo le forze di associazioni, amministrazioni ed enti del terzo settore, l'iniziativa del Centro Servizi per il Volontariato della città metropolitana. Sport ed integrazione, protagonisti di un grande evento previsto per il prossimo 10 aprile alla Marittima, lo organizzano il Porto e l'Associazione Amici della Laguna per sensibilizzare i bambini sul tema della diversità. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano l'inchiesta di Fanpage su migranti e rifiuti. Si difende l'imprenditore trevigiano Stefano Fuso, finito nella bufera e accusato di aver intrapreso trattative con un camorrista per la vendita del centro riciclo di Vedelago. Sono finito nel mirino, dice, per avere pestato i piedi a qualcuno. Ritengo che siccome noi siamo cresciuti molto velocemente, ci siamo dati da fare perché lavoriamo anche 20 ore al giorno, credo e sono convinto di aver pestato dei poteri forti, soprattutto nel territorio qui locale, che hanno usato qualsiasi tipo di arma pur di potermi fermare. Da 3 giorni nella bufera, scatenata dall'ultimo capitolo dell'inchiesta di Fanpage sui rifiuti, l'imprenditore trevigiano Stefano Fuso, titolare dell'appunto riciclo di Vedelago e di altre 5 aziende, si difende e parla di servizio montato ad arte, a cominciare dalle dichiarazioni sull'accoglienza dei profughi. Era suo il residence di Eraclea salito alle cronache nel 2015 per la turbolenta permanenza di 180 migranti. Non sua la gestione, aveva semmai fatto da consulente per 3 mesi, dice, alla cooperativa Solaris, a cui la prefettura aveva assegnato l'incarico. Le riprese sono decontestualizzate degli argomenti che venivano trattati e dialogati con delle persone in un momento di relax, nemmeno di trattative varie. Io, quando si guarda il rispetto che ho nei confronti dello Stato che fa questi appalti e nei confronti dei ragazzi che vengono dall'estero è altissimo, tanto che ad Eraclea, finché ho fatto io il consulente per la Solaris nella sua gestione, ho sempre curato i loro interessi, avevano l'aria condizionata, mangiare in abbondanza. Non stavo parlando di quello che facevamo noi, ma di quello che facevano diverse aziende fuori sul territorio italiano. Dall'immigrazione ai rifiuti all'accusa di essere stato sul punto di vendere il centro riciclo di Vedelago, ora passato alla Progest di Bruno Zago, a un camorrista. Noi abbiamo scoperto che un esponente della Camorra, dopo il terzo incontro che abbiamo avuto con lui, anche perché a noi si era presentato non come Perrella ma come Pezzella, quindi non l'abbiamo associato a nessuno, e comunque non è mai stata fatta nessuna trattativa economica con questa persona. Alla domanda ma lei sarebbe disposto a vendere l'azienda se ci sono degli investitori che volessero farlo, abbiamo detto tutto è comprabile, tutto è vendibile, dipende da quello che viene proposto, ma non avevamo minimamente idea. Con questa persona noi non abbiamo fatto mai nessuna trattativa commerciale, anzi tutte le proposte che lui ha fatto sono sempre cadute nel vuoto. Accostamenti che Fuso respinge per poi contrattaccare, anzi invitare la magistratura a indagare, perché dice a galla in questi ambiti di cose potrebbero venirne ben altre. Se poi esiste anche una situazione che fare l'imprenditore oggi bisogna avere paura di tutto e di tutti, di chiunque incontri, di chiunque fa e quant'altro, in qualsiasi tipo di trattativa, è da pensare che è tutto un malaffare, e allora spegniamo e chiudiamo l'Italia, perché abbiamo fallito in partenza, è fallita l'Italia in questo modo. Cronaca, produzione e spaccio di chetamina ha sgominato una banda che riforniva le piazze e i rave party di mezza Italia. Mettiamo in chiaro una cosa. Questo, il laboratorio, è il mio regno. Sono io a cucinare i cristalli. Il tuo compito si limita alla vendita. È chiaro?
Anche la banda arrestata dalla Mobile di Padova aveva ben ripartito i ruoli, con i due chimici della squadra a lavorare in un camper, come nella celebre serie Breaking Bad. Strategicamente posizionato vicino a due istituti scolastici e un parco pubblico, il camper, a seconda dell'occasione, da laboratorio diventava anche mezzo per le consegne. Un negozio su ruote che per qualche anno ha girato i rave party di mezza Italia. All'interno del camper lo stupefacente della chetamina, che appunto si presenta di solito in cristalli molto simili al sale da cucina, veniva sciolto, polverizzato per poi riuscire a manipolarlo e renderlo simile a pastiglie oppure venderlo come polvere. 8 le ordinanze cautelari eseguite dalla polizia per giovani tra i 23 e i 33 anni, fra loro anche una ragazza, 4 del Padovano, un ragazzo di Lecco e uno della provincia di Pesaro Urbino. 16 le perquisizioni a persone e abitazioni tra Venezia e Vicenza, ma anche a Rimini, Benevento, Lecco, Pescara, Mantova e Novara. Le indagini nel Padovano sono partite nel giugno 2016 e nel corso degli anni si presume un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro. Perché un solo grammo di chetamina viene venduto all'incirca sui 40-50 euro al grammo, quindi avendo appunto sequestrato più di 3 kg e quasi 4 kg di chetamina, questo rende l'idea del giro d'affari. Gli indagati organizzavano i traffici via smartphone, gli incassi venivano accreditati su carte prepagate, dall'Olanda la materia prima che arrivava attraverso normali corrieri, poi nel camper veniva lavorata e preparata per lo smercio. La Polizia di Stato della Questura di Gorizia ha sgominato la banda del cosiddetto finto avvocato che aveva messo a segno numerose truffe in tutto il nord e centro Italia. In tutto sono 32 le persone indagate rispetto a 25 episodi criminosi, alcuni dei quali in provincia di Venezia medesima. La strategia adottata in tutti i colpi: una telefonata annunciava di interlocutori anziani, quasi tutti ultra ottuagenari, che un proprio caro è rimasto vittima di un grave incidente o di una disavventura legale con pesanti conseguenze economiche. Al racconto segue la richiesta di denaro, a volte anche di preziosi, per chi non dispone di contanti in casa necessari per estinguere positivamente ed immediatamente la vicenda. Il tutto si conclude con la visita a domicilio di un sedicente incaricato che ritira i valori promessi. Ed ora lo schiaffo dell'Enea a Marghera, reazioni da parte del presidente della municipalità di Marghera come di quello di Confindustria. Sentiamo. 7 su 9 candidate, Marghera ha perso male la scalata per diventare sede dell'esperimento per la fusione nucleare e sono i punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice di Enea a dire che con Frascati non ci poteva essere storia. Regione e Comune sono arrivati molto impreparati a questo appuntamento, dice il presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin. Il sito non ha certificazione ambientale, ma sopra ad ogni cosa la candidatura è stata presentata per un'area tuttora privata e perciò indisponibile. Nel 2014 il Comune di Venezia, la giunta precedente, fece un preliminare di acquisto di queste aree, di ricevimento attraverso un accordo con Eni delle aree. Dopo la giunta a giugno finì, i successori dovevano perfezionare, fare il rogito, completare l'acquisto, non hanno fatto niente. Quindi incalza Bettini, il Veneto è arrivato a Roma nel peggiore dei modi, ha perso una partita che valeva 1500 posti di lavoro e che avrebbe connesso l'attività di ricerca alla zona industriale, i distretti universitari e i distretti produttivi con un salto di qualità notevolissimo. La sfortuna qui c'entra poco, c'entra solo l'impreparazione, la sciatteria, i ritardi colpevoli accumulati. Dopodiché si poteva anche perdere, la concorrenza era abbastanza agguerrita, ma non arrivare praticamente tra gli ultimi e restando sempre fuori partita. Recuperare lo spazio perso comunque si può, tanto più perché, come sostengono gli industriali, la partita è stata tutta politica. La zona franca, la zona economicamente speciale e l'insediamento di nuove aziende manufatturiere, come si sta avvenendo in questo momento, rappresenta un elemento che abbiamo sempre portato avanti, su cui crediamo, non è un'enunciazione di natura politica, su cui crediamo. Diciamo che il progetto Enea ci toglie un po' di ambizione, ma non ci toglie patrimonio. Chiama l'esorcista per liberare dal male una bambina e viene licenziata. Teatro dell'episodio una casa famiglia che l'Opera Santa Maria della Carità gestisce nel veneziano.
Quando si sbaglia, pure un curriculum di tutto rispetto non basta a mettere al riparo da procedimenti disciplinari gravi che possono arrivare financo al licenziamento. E per l'Opera Santa Maria della Carità l'episodio contestato all'educatrice che di sua spontanea volontà avrebbe fatto intervenire un esorcista per liberare dal male una bambina ospite di una casa famiglia gestita dalla Fondazione è stato scorretto e non coerente con le linee guida della comunità. Cosa è accaduto è presto detto. La piccola era tornata da scuola fortemente impressionata per uno di quei giochi spiritici da cui sovente i minori si lasciano attrarre. Si tratta con tutta evidenza di giochi, ma possono creare sconquassi, specie tra i più impressionabili. È così che la bambina pare avesse iniziato a manifestare insofferenza, a non dormire, a sentire rumori strani. Sulle prime l'educatrice l'aveva invitata a pregare, poi quell'inquietudine anomala, all'apparenza ingestibile, l'avrebbe indotta a ricorrere all'intervento di un sacerdote esperto in esorcismi. La contestazione, spiega in una nota la direzione della struttura, non riguarda in alcun modo elementi legati al catechismo e alla dottrina della fede cattolica, piuttosto le specifiche modalità dell'intervento educativo messo in atto in quel contesto delicato per i soggetti coinvolti e che richiede perciò massima attenzione e rispetto nelle linee educative assunte dalla comunità. L'educatrice, che sostiene di avere fatto intervenire l'esorcista per un consiglio dopo essersi consultata con i colleghi, ha impugnato il licenziamento. Consistente bottino pasquale per i ladri che durante le feste hanno fatto razzia in una scuola di via Carossa a Mestre. Furto ingente nella scuola dell'infanzia Il Germoglio di via Carossa a Mestre. Ad accorgersi dell'incursione dei ladri è stato il personale rientrato a scuola dopo le vacanze pasquali. La direttrice, una volta informata, si è rivolta al 113 dopo essersi accorta che la porta sul retro dell'edificio era stata forzata e dal suo ufficio erano spariti circa 10.000 euro in contanti. I malviventi non si sono però accontentati del denaro, impossessandosi anche di 2 macchine fotografiche e di un proiettore e danneggiando pesantemente il distributore delle bevande per prendere le monetine all'interno. Sul posto sono giunti gli agenti delle volanti per un sopralluogo alla ricerca di eventuali indizi, invitando la responsabile a presentare denuncia in commissariato. Nuova vita alle zone degradate delle città, sta per partire un nuovo progetto. Sentiamo di cosa si tratta. 10 progetti per rigenerare i quartieri degradati delle città venete, unendo le forze di associazioni, amministrazioni ed enti del terzo settore. L'iniziativa è del Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Venezia, che ha dato il via alla fase operativa di hashtag Tutta mia la città, il programma di rigenerazione urbana che punta a rilanciare le aree più difficili dei centri urbani. E rigenerare il territorio vuol dire utilizzare le risorse che ci sono, non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto delle persone che poi possono animare e utilizzare al meglio spazi per creare una comunità che cresce. Il CSV di Venezia è capofila del progetto, ideato con i centri di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo e finanziato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato. A disposizione 1 milione di euro. Al progetto Tutta mia la città è stato riconosciuto un finanziamento di 190.000 euro che copre l'80% del budget da dividere tra le 5 aree regionali. Adesso parte una chiamata, una call a tutte le associazioni, anche gruppi informali che intendono impegnarsi per lo sviluppo della propria comunità, quindi sul territorio quelli che vogliono ovviamente possono candidarsi e offrire la loro idea agli altri, perché ovviamente sono progetti che richiedono la partecipazione di molti e non di pochissimi. Sicuramente la provincia di Venezia è quella più attiva dal punto di vista di attivismo di associazioni che già collaborano nell'ambito della rigenerazione, per cui sicuramente la provincia di Venezia sarà la privilegiata. La maggior parte degli interventi saranno in provincia di Venezia. Il progetto coinvolge anche gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche e l'università UAV, con la quale sarà avviato il percorso formativo aperto a tutte le associazioni, al termine del quale saranno 10 le proposte progettuali ammesse. Quindi basta che 3-4 cittadini si mettano insieme e si possono candidare perché hanno una bella idea, e poi starà a noi metterli insieme e cercare di farli lavorare insieme su un'idea importante, perché poi verranno selezionate le idee. Verranno valorizzate in base alla creatività e in base al valore aggiunto che porteranno all'interno del territorio in termini di cittadinanza attiva, economia circolare.
Annuale, un parcheggiatore abusivo prende a sberle una esponente del Carroccio. È intollerabile, tuona da Roma il segretario provinciale della Lega. Sentiamo. Cari carabinieri, signora, perché? Dai, mettimi le mani. Perché signora? Dai. Ecco il momento in cui il parcheggiatore abusivo, convinto di essere vittima di un video rubato con lo smartphone, perde la pazienza e con passo deciso si avvicina minaccioso a Elisabetta Boschiero. Le immagini si interrompono di lì a poco perché è in quel frangente che il giovane si spinge oltre e colpisce la militante della Lega, in quel parcheggio per documentare il degrado in cui versa quell'area di pertinenza dell'ospedale di Noale. L'episodio è accaduto mercoledì mattina e ha immediatamente sollevato un vespaio di polemiche. Ha raggiunto telefonicamente a Roma il segretario provinciale della Lega, Sergio Vallotto, neodeputato del Carroccio, dice che la situazione non è più tollerabile. A Mestre abbiamo avuto delle liti importanti, vediamo che a Salzano ci sono state liti, vediamo che a Padova hanno aggredito un altro parlamentare. Io credo che dobbiamo lavorare in mano in maniera seria, decisa, radicale sul progetto, il programma di governo che è Matteo Salvini. Per l'episodio di mercoledì sul banco degli imputati c'è l'amministrazione comunale di Noale che per il deputato del Carroccio non sarebbe attenta ai problemi legati al degrado e alla sicurezza complessiva di alcune zone critiche della città, buche e magagne diverse, certo, ma anche la sempre più assidua presenza di parcheggiatori abusivi. Per l'aggressione di mercoledì Elisabetta Boschiero si è recata al pronto soccorso e ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. Per fortuna l'aggressione non è stata violenta al punto tale di far restare all'ospedale, lei è ricorsa comunque alle cure mediche del pronto soccorso, è sicuramente sotto shock, ma sta reagendo bene. Linea alla regia ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con il telegiornale di Venezia. Lo sport ora come evento di crescita e di integrazione il 10 aprile alla Marittima, un evento che coinvolgerà i ragazzi delle scuole. Una giornata di festa, di integrazione e di sport per circa 1200 bambini che parteciperanno a questa giornata dopo aver aderito insieme alle loro maestre ad un progetto che è stato presentato attraverso l'Ufficio Itinerari Educativi del Comune di Venezia, che prevedeva appunto la creazione di disegni fatti e visti con gli occhi e con la purezza dei bambini. Playday 2018. Presentato alla Marittima il progetto nato per sensibilizzare i bambini sui temi della diversità e della disabilità, coinvolgendoli in progetti creativi, stimolanti e all'insegna dello sport. Un'iniziativa importante che tiene insieme la disabilità e quindi l'educazione dei bambini sull'accettazione delle disabilità e del superamento dei pregiudizi, lo sport come però motore di attività ludiche, didattiche, educative e dei valori dello sport, e tiene insieme anche realizzare una collaborazione tra Città di Venezia e il Porto attraverso il collante di questa bella associazione Amici della Laguna del Porto, che realizza delle cose bellissime e che permette al Comune e alle istituzioni locali di avere un partner affidabile, serio in queste iniziative. Quindi un grazie ai volontari, un grazie alla macchina organizzativa. 1100 bambini giocheranno insieme per tutta la giornata in questo porto, in questa realtà, anche per sfatare alcuni pregiudizi sul porto stesso. Promosso dall'Associazione Amici della Laguna e del Porto in collaborazione col Comune, il percorso è iniziato lo scorso novembre con 2 progetti paralleli presentati nelle scuole materne, primarie e secondarie di Venezia, Mestre e Lido. Una volta concluso, tutti gli studenti si incontreranno il 10 aprile al bacino della Marittima. Per l'occasione il terminal si trasformerà in una sorta di piccolo villaggio olimpico, un luogo di festa per accogliere studenti, insegnanti, atleti e illustri rappresentanti dello sport, oltre alle istituzioni locali. Ci saranno anche momenti di promozione di attività sportive. Bambini normodotati e disabili giocheranno insieme praticando varie discipline. L'evento si tradurrà certamente in una serie di iniziative che daranno luogo a percorsi anche di carattere educativo, ma di valori verso quelli che sono dei profili che sono in grado di interagire tra figure diverse, ma soprattutto nel mondo più giovane dei nostri ragazzi, per cui certamente sarà non solo un momento di divertimento ma anche di grande educazione. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo subito dopo i TG torna anche questa sera a 20:10, si parlerà di banche, ospiti in studio l'economista Francesco Pontelli e l'avvocato Paolo Quaggetto. In chiusura come sempre le previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci.
Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione in aumento con il tempo che dunque torna ad essere asciutto e stabile sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di venerdì 6 aprile. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole su tutti i settori. Non sono attese piogge degne di nota. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori massimi in aumento compresi tra 15 e 19 gradi circa. Situazione del tutto simile anche sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento come vedete e cielo che sarà praticamente sereno un po' su tutti i settori della nostra regione. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori massimi invece oscillanti tra 16 e 19 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qualche addensamento sarà possibile sui settori meridionali della nostra regione, ma senza altre conseguenze. Tanto sole altrove con cielo in prevalenza sereno. Le temperature minime saranno comprese tra 4 e 5 gradi, valori massimi invece che si attesteranno intorno ai 18 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti deboli da nord-est. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.